Sequestrati 760.000 euro a Sciacca nei confronti di 3 imprenditori saccensi e delle loro società dalla Guardia di Finanza di Agrigento, coordinate dalla Procura europea per una presunta truffa alla comunità, allo Stato e alla Regione. Contrasto alla pesca illegale, diverse le operazioni eseguite dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle e di Licata. Incontro in prefettura tra il sindaco di Porto Empedocle Martello e il prefetto romano, l'ANAS e la polizia stradale per i lavori di messa in sicurezza nella strada statale 115 sul viadotto Spinola. Si terrà il prossimo 27 febbraio una nuova seduta del Consiglio Comunale a Favara per discutere di tributi IMU e debiti fuori bilancio. Il PD di Raffadali chiede le dimissioni del sindaco, le due cariche di primo cittadino e dirigente regionali sono incompatibili. Ampia partecipazione annunciata per la prossima marcia del 6 marzo a Sciacca per la riapertura delle terme. Benvenuti all'appuntamento odierno di TVA Notizie. La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto di cui il GIP di Sciacca, su richiesta del procuratore di Palermo, ha disposto il sequestro di circa 760.000 euro nei confronti di 3 imprenditori saccensi e delle loro società. Il servizio. La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il GIP di Sciacca, su richiesta del procuratore di Palermo, ha disposto il sequestro di circa 760.000 euro nei confronti di 3 imprenditori saccensi e delle loro società. La misura trae origine dalle indagini coordinate dalla Procura europea che hanno riguardato la documentazione fornita al rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di 2 opifici da un'importante azienda attiva nella produzione di olio di oliva, secondo un progetto di investimento ammesso a beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'importo complessivo, nell'ambito dei fondi stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli. Attenzione degli investigatori è stata attratta da un contratto di appalto ritenuto antieconomico stipulato dalla società beneficiaria del contributo con un'impresa di costruzioni riconducibile a prossimi congiunti dell'amministratore. L'accordo prevedeva la fatturazione in acconto e a stato di avanzamento dei lavori di opere edili solo in minima parte per un brevissimo periodo, dirette a realizzare la società appaltatrice con propri mezzi e maestranze. Quest'ultima, priva di autonomia organizzativa e senza subire il rischio d'impresa, si è limitata a interporsi tra l'appaltante e reali esecutori dei lavori, emettendo fatture con l'indicazione di costi gonfiati ad arte, se non in alcuni casi totalmente inesistenti, al solo fine di fare aumentare l'importo complessivo dell'investimento. Per gli investigatori il sistema della presunta frode aveva 3 scopi: beneficiare di un contributo di importo maggiore, consentire l'evasione delle imposte mediante l'integrale indebita detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società fittiziamente interposta, destinare ad altri scopi gran parte dei capitali utilizzati dall'impresa beneficiaria della frode per il pagamento delle fatture gonfiate. In particolare 260.000 euro sarebbero usciti dalle casse della società appaltante per saldare le pendenze debitorie a carico di un'altra impresa riconducibile agli indagati, evitando di intaccare il patrimonio personale. Contrasto alla pesca illegale, diverse le operazioni eseguite dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle e di Licata, numerose le sanzioni elevate e il sequestro del pescato e delle attrezzature relative. La Guardia Costiera di Porto Empedocle e quella di Licata, nell'ambito dei normali controlli di pesca, hanno effettuato un'intensa attività di contrasto a quella illegale, a tutela delle risorse ittiche e dei regolari operatori del settore. Sono stati sequestrati complessivamente 3 km di metri di reti da posta, elevate sanzioni amministrative per circa 3.000 euro e sequestrati 50 kg di pesce. In particolare, nelle giornate di domenica e martedì, la motonave CP 860 della Capitaneria di Porto Empedocle, negli spazi acque immediatamente vicini all'ambito portuale, ha accertato illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di circa 2.000 euro a carico di 2 diportisti che detenevano attrezzi non consentiti per l'esercizio della pesca sportiva.
Le violazioni contestate hanno anche comportato il sequestro amministrativo degli attrezzi da pesca contenenti in 2 reti di posta di circa 300 metri ciascuna. Nello scorso 19 febbraio a Marina di Palma, nel comune di Palma di Montechiaro, personale dell'ufficio circondariale marittimo ha accertato che un pescatore non professionale utilizzava attrezzi non consentiti per la pesca, elevando una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro. È stato operato anche con l'occasione il sequestro amministrativo di 7 kg di prodotto ittico e dell'attrezza di pesca e di una rete tipo tremaglio della lunghezza di 2.500 euro. Quindi nella giornata dei 22 i militari della Guardia Costiera di Licata, sempre a Marina di Palma, hanno sequestrato circa 40 kg di pescato a un diportista che stava sbarcando il prodotto ittico illegalmente prelevato nel corso di una battuta di pesca notturna effettuata con un natante da diporto. Il prodotto ittico sequestrato, quasi esclusivamente seppie, è stato ritenuto idoneo al consumo umano dopo le verifiche del caso da parte dei veterinari dell'ASP e devoluto in beneficenza a un ente caritatevole della zona. Riunione tecnica presso la prefettura di Agrigento voluta dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, con la partecipazione del prefetto romano, dell'ANAS e della polizia stradale sulla viabilità e la strada statale 115 che sarà interessata ai lavori per migliorare la sicurezza e la circolazione. Il servizio. Il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello esprime la sua gratitudine al prefetto per la pronta disponibilità dimostrata nel convocare e presiedere la riunione tecnica tenutasi presso la prefettura di Agrigento. La riunione, fortemente voluta dal sindaco di Porto Empedocle Martello, ha visto anche la partecipazione dei vertici dell'ANAS, del consorzio della provincia di Agrigento e della polizia stradale. L'argomento trattato è stato il problema della viabilità lungo la strada statale 115, di vitale importanza per la comunità empedoclina e per gli automobilisti che transitano nella zona. Dopo un'approfondita discussione si è giunti a un accordo condiviso, nonostante l'importanza dei lavori in corso per migliorare la sicurezza della viabilità. Si è convenuto di sospendere temporaneamente le attività a partire dai primi giorni del mese di giugno. La decisione è stata presa considerando i potenziali disagi che si sarebbero amplificati durante il periodo estivo, con particolare attenzione agli abitanti della città empedoclina e agli automobilisti che attraversano la zona interessata dai lavori. La sospensione consentirà di riaprire completamente la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia da giugno a settembre, riducendo al minimo possibile i disagi per la comunità locale. Il sindaco Martello esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia le parti coinvolte per il loro impegno e la collaborazione nell'individuare una soluzione che tiene conto delle esigenze della comunità di Porto Empedocle. Per ulteriori informazioni, dichiara il sindaco, si invita la cittadinanza a rimanere in contatto con gli uffici comunali. Convocato il Consiglio Comunale a Favara il prossimo 27 febbraio, nella nuova seduta si parlerà dei debiti fuori bilancio e delle aliquote dell'IMU Moscato. Il riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio sono alcuni degli argomenti in primo piano inseriti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per le ore 18:30 di martedì prossimo 27 febbraio. Nel particolare i debiti riguardano crediti vantati da cooperative, imprese e professionisti. Qualche debito è gravato anche da decreto ingiuntivo di pagamento. I consiglieri comunali sono chiamati anche ad approvare il prospetto delle aliquote IMU generato nel federalismo fiscale. Il Comune di Favara conferma comunque quelle fissate con deliberazione del Consiglio del 2020. La maggior parte dei punti inseriti all'ordine del giorno riguarda comunque interrogazioni e mozioni presentate all'amministrazione comunale da diversi consiglieri su svariati argomenti. Le mozioni spaziano dal monitoraggio e controllo dell'illuminazione pubblica alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese,
dalla richiesta di predisporre appositi bandi per la concessione in uso e in gestione delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico, alla contrarietà per il progetto per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni, presentato alla Regione da parte del Consorzio Piana di Licata, secondo cui anche i terreni in territorio di Licata saranno irrigati con l'acqua della diga San Giovanni. Le interrogazioni riguardano la richiesta di notizie sul risanamento finanziario del Comune, i tributi e la Tari, il ritardo delle consegne delle bollette Tari, la situazione del verde pubblico a Favara e lo stato di pericolo della pavimentazione di Piazza Cavour. Sentiamo ora l'agronomo Ciro Miceli sul disservo urbano ad Agrigento in questa intervista. Ciro Miceli, agronomo di Agrigento, ecco, parliamo del disservo che state effettuando, avete già effettuato in Via Emera con risultati ottimi. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un diserbo che in questo caso viene contemplato dal PAN, che sarebbe il Piano d'Azione Nazionale, in questo caso un diserbo in ambito urbano, secondo le normative vigenti, e quindi in questo caso abbiamo effettuato una prova dimostrativa assieme alla presenza del vice sindaco dottore Trupia e dell'assessore al ramo Alessandro Sollano, in quanto c'era anche la presenza del presidente degli agronomi Maria Giovanna Mangione, il presidente dei periti agrari della provincia di Agrigento Francesco Ciaccio e l'istituto fitosanitario in presenza del dottore Montante. In questo caso abbiamo applicato la legge utilizzando in questo caso un piano di diserbo urbano per in questo caso debellare le erbe infestanti, che in questo caso sarebbe un problema che attanaglia un pochettino tutti i comuni. Devo dire che siamo stati i primi in ambito regionale ad applicarlo, in questo caso nel comune di Ribera, dove praticamente ci sono stati degli ottimi risvolti in maniera positiva, e si va in questo caso ad effettuare una riduzione delle spese in ambito di scerbatura e di diserbo, appunto perché in questo caso nel momento in cui noi andiamo a capitozzare l'erba praticamente si ha un rinvoltimento dell'apparato radicale che in questo caso favorisce anche il sollevamento del manto stradale. In questo caso si vanno ad accumulare dei detriti che possono essere anche dannosi per la salute. Devo dire che con questo diserbo in ambito urbano parliamo di un prodotto che in questo caso è costituito da estratti vegetali, ha un'ampia efficienza in ambito di erbe infestanti annuali, poliennali, pianta a foglia stretta, pianta a foglia larga, in questo caso riducendo le spese di scerbatura. In questo caso noi andiamo ad applicare questa progettualità nell'arco di 3 interventi all'anno, in modo tale da andare a coprire e ridurre la crescita di queste erbe infestanti, che in questo caso sono indecorose e tra l'altro in questo caso vanno a coprire talvolta determinate strade, favorendo accumulo di umidità, di detriti, e quindi con l'utilizzo di questi prodotti, con questa progettualità secondo le norme vigenti del PAN e Piano d'Azione Nazionale, noi applichiamo la legge, cerchiamo di essere incisivi, riducendo in questo caso le spese di intervento e di manualità per quanto riguarda la scerbatura. Sono 26 le strutture siciliane per la prima infanzia che riceveranno dalla Regione i finanziamenti per il sostegno agli investimenti per l'adeguamento delle strutture e le sedi di asilo nido. Tra i vari progetti finanziati anche uno in un'associazione di Favara, il servizio. Sono 26 le strutture siciliane per la prima infanzia che riceveranno dalla Regione i finanziamenti per il sostegno agli investimenti per l'adeguamento delle strutture, le sedi di asilo nido. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l'elenco delle domande degli enti del terzo settore che hanno avuto accesso alle risorse. In totale saranno assegnati 4 milioni di euro, somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale per le politiche della famiglia. Vogliamo incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che fruiscono dei servizi di prima infanzia, promuovendo così l'integrazione tra soggetti del terzo settore, no profit e le amministrazioni locali.
sottolinea l'assessore alla famiglia Nuccia Albano. Così facendo contribuiremo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazionali, promuovendo la piena esclusione, a sostenere la funzione educativa delle famiglie, ma anche a favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, incentivando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gli aiuti sono destinati agli enti no profit iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, che avevano già presentato istanza di iscrizione. Al momento dell'adesione all'avviso pubblico l'importo finanziabile massimo è stato di 200.000 euro, il 90% dell'importo del progetto. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono 14 in provincia di Palermo, 1 in provincia di Agrigento. È stato finanziato un progetto di 200.000 euro a un'associazione di Favara, denominato L'Isola che c'è, quindi anche Caltanissetta, Messina e Siracusa, 6 in provincia di Catania e 2 in provincia di Trapani. Attraverso un manifesto pubblico il PD di Raffadali e la segreteria provinciale del partito chiede al sindaco Cuffaro di dimettersi in quanto a oggi ricopre 2 cariche, quella di sindaco e di direttore generale del Dipartimento regionale delle finanze della Regione Sicilia e quindi percepisce 2 indennità nonostante le cariche siano incompatibili per legge. Nel manifesto si cita anche che il comune di Raffadali ha accumulato debiti per circa 8 milioni di euro e ha resuscitato la società AEG per la riscossione dei tributi locali, riducendo al lumicino i servizi sociali essenziali. La deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono aderirà alla manifestazione per la riapertura delle terme che si terrà il prossimo 6 marzo a Sciacca. Sciacca torni a essere la città delle terme, dice il parlamentare del PD. La Regione e lo Stato garantiscono a questo territorio la possibilità di riappropriarsi di un bene che si è trasformato da promessa di sviluppo turistico a simbolo dell'inefficienza, della burocrazia e della vacuità di una certa classe politica. Per questo motivo, continua la parlamentare del PD, aderisco con convinzione alla manifestazione che si terrà a Sciacca il prossimo 6 marzo, perché si ottengono finalmente risposte concrete alla legittima aspirazione di una città, di un territorio che chiede la restituzione alla collettività di questo bene che può portare enormi benefici e un importante ritorno in termini occupazionali. Anche il cartello sociale della provincia di Agrigento parteciperà con una propria delegazione alla giornata di mobilitazione del prossimo 6 marzo, promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca in coincidenza con il 9° anniversario della chiusura degli impianti. Il cartello sociale di Agrigento auspica una grande partecipazione popolare alla manifestazione affinché la politica possa fare la sua parte fino in fondo, trovando nella burocrazia un supporto per le soluzioni del problema e non solo ostacoli e impedimenti. Il professor Francesco Pira, nel comitato scientifico del Centro Internazionale Scrittori CIS, il docente di sociologia dell'Università di Messina, è stato nominato per le sue alte doti professionali e per la sua profonda umanità. Sentiamo lo stesso professore Pira. Ho appreso con piacere della nomina che mi è stata conferita a componente del comitato scientifico del CIS, del Centro Internazionale Scrittori, che ha sede a Reggio Calabria. Ringrazio tantissimo sia la dottoressa Borruto, presidente del centro, che la presidente onoraria e direttore scientifico, la professoressa Radici Colace. Li ringrazio davvero, ringrazio il consiglio direttivo, ringrazio il comitato scientifico per questa nomina e anche per le parole molto belle che sono state usate nei miei confronti. Certamente proverò come sempre a dare il mio contributo, sono felice di portare il mio modestissimo contributo, spero che possa essere una proficua collaborazione. In questo momento è un momento molto particolare di guerre, di conflitti, di scarsa umanità, un momento in cui c'è tantissima violenza, non soltanto nel nostro paese ma nel mondo. La cultura deve essere un punto di riferimento, un presidio dove tutti possiamo trovare possibilità di nuova conoscenza, dove tutti
così possiamo vivere dei luoghi, possiamo vivere un nuovo umanesimo e combattere un po' la liquidità dei nostri tempi e combattere anche i non luoghi che molto spesso non ci permettono di comunicare. Quindi sono molto grato al CIS della Calabria per questa opportunità di poter mettere a disposizione la mia esperienza di un'istituzione culturale così importante. Aspettando il mandorlo, e questo è l'evento che si terrà domani, sabato alle ore 21 presso il Teatro Pirandello di Agrigento. Sarà una serata all'insegna della tradizione, in attesa dell'inizio della 76esima edizione del Mandorle Fiore, e intende donare alla città di Agrigento dolci ricordi. Sarà un viaggio attraverso testimonianze e cenni storici che faranno rivivere le origini e il percorso del nostro prestigioso festival fino ai nostri giorni. Protagonisti locali, artisti folk, organizzatori allieteranno il pubblico conducendolo in un percorso ricco di emozioni. L'ingresso è gratuito. Ad Acireale è inaugurato il nuovo anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo. Acireale, Catania e Caltagirone è una svolta nella vita delle chiese che sono in Sicilia. Le interviste. Eccellenza, questa è anche occasione di inaugurazione della sede giudiziaria ecclesiastica qui ad Acireale, mi pare che sia aperta e inaugurata nel 2022 e diventa un punto di riferimento per la Sicilia. Sì, le diocesi di Catania, Caltagirone ed Acireale ci siamo unite insieme e appunto dal 2022 abbiamo creato un unico tribunale ecclesiastico che è un punto di riferimento appunto per tutte quelle situazioni matrimoniali nelle quali c'è il dubbio, addirittura il fallimento, che il matrimonio celebrato sia stato veramente tale o non sia stato mai celebrato, cioè è nullo fin dalla radice. Questo diventa un punto di riferimento vicino alla gente perché è qui, perché sia tutti quelli che se ne occupano, giudici, avvocati o ministri del procedimento, sono facilmente consultabili, ci si può arrivare subito, ci si può informare, ma soprattutto direi forse i parroci sono quelli che in prima battuta vanno consultati per capire, per esporre, per parlare, per esplicitare il proprio vissuto e capire davvero se ci possono essere i dubbi. Il parroco non ti può dire vero o non è vero perché non ha gli strumenti, però può in qualche modo già illuminarti se c'è una percorribilità o non c'è la percorribilità di un processo e quindi di un giudizio. Questo dovrebbe aiutare molte famiglie a sciogliere anche situazioni che si creano di violenza, di aggressività, di incomprensioni e speriamo anche, spesso ci sono dei figli, e speriamo anche di creare un clima più sereno nell'educazione dei ragazzi e nella responsabilità verso i figli. Eccellenza, il Tribunale Ecclesiastico è un momento importante di riflessione, di incontro, di dibattito e di comprensione anche di quelli che sono i problemi della società moderna. E certo è a servizio della Chiesa, ma in fondo anche a servizio della società, anche per il regime concordatario del matrimonio, e quindi tutte le fragilità che si riscontrano nella società di conseguenza si riscontrano anche nella celebrazione del matrimonio, nei fallimenti che purtroppo vediamo tante volte dilagare, anche se oggi c'è un fenomeno nuovo rispetto al passato, quello cioè di persone che rimandano la celebrazione del sacramento o addirittura la escludono proprio dalle proprie prospettive. Dovremmo riflettere, possiamo dire, a 360 gradi su questo fenomeno. Intanto il Tribunale svolge il suo servizio con una riforma che è stata voluta da Papa Francesco per avvicinare anche i vescovi e i parroci alle persone che hanno visto il loro matrimonio naufragare, e quindi la relazione di oggi vuole sottolineare proprio questa vicinanza. Poi la scelta di avere un tribunale etneo che prende la metropolia di Catania, quindi Catania, Acireale e Caltagirone, permette anche di essere più vicini alle persone e di non dover recarsi a Palermo appunto per il disbrigo di tutto ciò che serve per un processo. Dalla relazione abbiamo compreso che c'è un ruolo, quello del parroco, che è fondamentale per capire cosa
cosa si rompe in un rapporto matrimoniale, perché ricordiamo il sacramento è indissolubile. Certo, e il ruolo del parroco non arriva semplicemente quando c'è un problema, possiamo dire è un ruolo che dovrebbe essere davvero preventivo. Si è parlato oggi delle fragilità della vita di coppia, della fragilità delle persone in questo momento, forse è semplicemente questo il tempo nel quale esse emergono di più, perché queste possibilità forse nel passato non c'erano e tanti matrimoni resistevano, non solo perché c'era una solidità di scelta, una solidità di fede, forse anche qualcuno perché tante situazioni non venivano allo scoperto. Oggi facciamo più verità, viviamo certamente in una situazione in cui ci sono più fragilità, il parroco ha un compito anche preventivo, perché dovrebbe accompagnare le coppie. Ci sarebbe molto da dire oggi sulla pastorale dei nubendi e dei fidanzati. Non si può preparare il matrimonio senza accompagnare queste coppie, senza conoscerle prima. Purtroppo per tante persone il matrimonio è diventato semplicemente una celebrazione nella quale è importante scegliere la chiesa con la scalinata, scegliere una festa particolare, ma quanta fede nel sacramento c'è e quanta consapevolezza, il parroco dovrebbe aiutare a camminare in questa direzione. E questa è la grande sfida, perché il tribunale è un punto d'arrivo nel quale forse ormai c'è poco da fare, ma la prevenzione, come in tutte le realtà umane, è ciò che è essenziale. Monsignore, cosa pensa da questa relazione annuale dell'anno giudiziario ecclesiastico? Intanto per noi è un momento molto bello, perché è la prima inaugurazione ufficiale di questo nuovo Tribunale Etneo, che è nato nel giugno 2022, quindi un anno e mezzo di lavoro molto intenso per le cause di nullità matrimoniale nel primo grado di giudizio. Dai dati che io ho esposto nella mia relazione emerge che abbiamo ereditato dal vecchio tribunale di cui facevamo parte, quello interdiocesano siculo, 126 cause di nullità matrimoniale. A queste 126 cause si sono aggiunte in questo 2023 60 nuove cause di nullità matrimoniale, quindi abbiamo lavorato per 186 cause di nullità matrimoniale. Nel 2023 sono state concluse, definitivamente concluse, 93 cause. Ecco, è un numero molto, molto significativo. Ecco, significa che abbiamo lavorato intensamente. Sono aumentate o non sono aumentate le cause di nullità? Questo non lo possiamo dire, essendo ancora il primo anno. Ecco, poi dalla relazione emerge anche che effettivamente il Tribunale cerca in tutti i modi di andare incontro alle esigenze, ecco, delle coppie che hanno, diciamo, fallito il loro matrimonio, cercando di dare delle risposte, perché ogni battezzato che ha celebrato un matrimonio religioso ha il diritto di sapere se il suo matrimonio è valido o è nullo. Certo, quando una coppia arriva al tribunale per chiedere la nullità del matrimonio, significa che ormai quasi non c'è nulla da fare, quindi si tratta di un matrimonio irrimediabilmente fallito. Il matrimonio è un sacramento e anche su questo mi pare c'è una certa delicatezza anche nell'affrontare poi queste questioni che sono molto delicate. Comunemente si dice per chiedere l'annullamento del matrimonio, no, perché un matrimonio valido non può essere annullato da nessuno, neppure dall'autorità ecclesiastica. Ecco, si tratta di capire se ci sono i presupposti, i cosiddetti capi di nullità per dichiarare invalido un matrimonio. Significa che già alla radice fondamentalmente questo matrimonio celebrato è nullo, invalido, è come se non fosse stato mai celebrato. Quindi non si tratta di annullare ciò che di per sé è valido, ma di verificare che il matrimonio celebrato appunto era deficitario
nella sua celebrazione, era deficitario, ecco, negli impegni da assumere dinanzi a Dio, in riferimento all'indissolubilità, alla procreazione, alla fedeltà. Oppure un altro motivo di nullità matrimoniale, ecco, che va sempre più a aumentare, è la mancanza di discrezione di giudizio, l'immaturità, la mancanza di libertà. Riunione dei dirigenti scolastici trapanesi ad Alcamo per la rete contro la dispersione. Il servizio da Trapani. Consolidare l'importanza e sottolineare l'importanza di fare rete. Sono presenti i comuni, sono presenti tutti i partner che collaborano a fare in modo che le scuole, attraverso i dirigenti scolastici, attraverso l'impegno anche dell'ufficio scolastico, con il supporto dell'ufficio scolastico regionale, riescano a fare rete per garantire ai nostri studenti il successo formativo. Lavorare sulla dispersione scolastica significa offrire ai ragazzi un'opportunità per il futuro e per noi è un dovere. Combattiamo con le armi della cultura, che sono le armi migliori per riuscire a risolvere un problema che ancora mostra bisogni di attenzione. Un problema che riguarda la scuola, ma riguarda in realtà tutta la comunità cittadina e tutte le istituzioni. Quindi insieme proviamo a intercettare i ragazzi che hanno bisogno, quelli che abbiamo perso dal circuito per varie ragioni, per ragioni socio-economiche, per mancanza di opportunità, ultimamente anche per disagi psicologici, quindi ci sono una serie anche di nuove patologie che a volte portano a fenomeni di dispersione. Dispersione è sinonimo in sintesi di? Si potrebbe immaginare che si tratti soltanto della non frequenza regolare della scuola, in realtà non è solo questo. Dietro secondo lei? Dietro c'è anche tanto disagio giovanile, dietro c'è anche tante difficoltà delle famiglie, stavo dicendo per l'appunto questo, è tutta una serie di meccanismi che l'odernità in cui sono immersi i ragazzi rendono difficile anche la gestione familiare. Come si può pensare di condurre una giornata senza apprendere, senza la voglia di sapere, di saperne di più, di conoscere? Pensiamo di sapere tutto anche a casa come genitori, invece poi... A volte noi diamo alcune cose per scontate e la scuola è una di quelle cose che si dà per scontate. Però quelle situazioni in cui la scuola non c'è e noi l'abbiamo visto per varia natura, avete visto quando il Covid ha costretto le scuole a chiudere, lì ci siamo accorti dell'importanza della scuola. Noi dobbiamo fare in modo che questa consapevolezza ci sia sempre e che quindi si cresca sia genitori, perché questo è un lavoro che va fatto con i genitori, con la consapevolezza che i figli vanno a scuola per creare il proprio futuro e per creare delle opportunità di vita. Quindi se noi riusciamo insieme a far capire questo, riusciamo a recuperare tutti. In che ceto secondo i vostri dati si verifica più? È normale che dove le famiglie hanno maggiori difficoltà economiche e c'è una certa povertà culturale, questo fenomeno incide maggiormente, però non farei una divisione, non ghettizzerei questi episodi perché purtroppo molte difficoltà sono riscontrate anche nel successo formativo dai ragazzi che invece hanno alle spalle una famiglia presente e una famiglia economicamente abbiente. Mi pare che Turano sta dando un'impronta diversa, ci crede, almeno da quello che io vedo e non ne capisco nulla di scuola, mi pare che ci crede. Questa è una comunità siciliana in cui tutti credono nel valore della scuola e il nostro dovere è fare in modo che questo tipo di consapevolezza la trasmettiamo anche alle famiglie, che a volte non sono del tutto alleate con la scuola, non sempre, sono piccoli casi residuali. E noi a quei genitori dobbiamo parlare per fargli capire che c'è una comunità invece pronta a dare opportunità ai propri figli. Combattete con armi spuntate o con carne al fuoco? Con la nostra presenza costante monitoriamo e supportiamo le famiglie se necessario, c'è un'ottima rete con le segnalazioni in procura, con gli assistenti sociali e con la rete di oggi che noi andiamo sempre di più a consolidare e ad attenzionare la dimostrazione che siamo in campo. Che Sicilia ha trovato lei come direttore dell'ufficio scolastico regionale? Ricca, vivace, piena di talenti, ragazzi incredibili, docenti appassionati, dirigenti scolastici e personale amministrativo, tutti lavorano con la consapevolezza che devono far fronte anche ad alcuni problemi che magari in altre regioni non ci sono o ci sono in maniera minore, però non manca la volontà di provare a combattere questi problemi. Siamo ancora in tempo per fermare un'opera devastante per l'ambiente, questo è il parere del comitato invece del ponte a Messina. La corrispondenza da Messina. Per la società Stretto di Messina, per il ministro Salvini, ormai ci siamo, imminente l'azione di esproprio dei territori con la conferma di questi cantieri che dovrebbero partire già la prossima estate. Il Fronte del No sa come stanno le cose e sa che al di là della propaganda
I tempi non sono quelli che dicono il Ministro e la società Stretto di Messina, la prova è negli stessi tempi che loro hanno mantenuto. Una relazione che è stata proposta il 30 settembre e che aveva 30 giorni di tempo per essere approvata, ci ha messo 4 mesi e mezzo, 4 volte e mezzo quello che sarebbe stato dovuto per legge. Allora vuol dire o che la relazione non era pronta, oppure, quindi non era vera quella scadenza, oppure che la società Stretto di Messina ha tergiversato e perso tempo essendo strapagata per rispettare dei termini di legge che non ha rispettato. Allora, in realtà probabilmente quella relazione era troppo complessa ed era probabilmente anche incompleta. I problemi irrisolti sono tantissimi e ancora devono venire al pettine, perché è stato negato l'accesso ai cittadini e ai parlamentari a questa relazione di aggiornamento. Per cui la fase della discussione che la Stretto di Messina vuole negare e che la legge vorrebbe ridurre illegittimamente secondo noi, bene, questa fase si sta aprendo ora ed è ora che entriamo nel vivo della discussione. Il rischio però di una anche apertura simbolica di qualche cantiere o il rischio che i cittadini possano ricevere già dai prossimi giorni delle lettere per quanto riguarda gli espropri non c'è, ecco, perché ne siete sicuri di questo? È perché lo dice la legge, non è che il fatto che la società Stretto di Messina abbia detto questo progetto mi piace, è bello, lo voglio fare, significa che è stato approvato. L'approvazione è solo interna alla società Stretto di Messina, dopodiché parte la conferenza dei servizi con le comunità interessate che avranno l'onere e l'obbligo e l'onore di rappresentare tutti gli interessi delle città e si vedrà se questo progetto va veramente bene. Ci vorrà tutto questo tempo, dopodiché ci vorrà l'approvazione del CIPES, cioè del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ci vorranno quei permessi e quelle autorizzazioni che il vecchio progetto definitivo che era stato approvato dalla Stretto di Messina non ha ricevuto, dopodiché scatterà tecnicamente la cosiddetta dichiarazione di pubblica utilità e da quel momento in poi potranno partire le lettere di esproprio. Al momento ancora il progetto è congelato. E per lo sport vi proponiamo un servizio sulla partita di calcio Under 17 provinciale tra la squadra del Santa Sofia di Licata e quella del Raffadali, terminata con la vittoria del Licata per 4-3 sul Raffadali. Il servizio è curato da Wisport. Quinta giornata di ritorno nel campionato Under 17 Agrigentino al Calogero Saporito. Il Santa Sofia Licata ospite il Raffadali, reduce da una brutta sconfitta il Santa Sofia contro il Casteltermini Raffadali, che invece non ha fatto meglio nell'ultimo turno, sconfitto 8-3 dall'Atena. Santa Sofia Licata che scende in campo con Scopelliti, Cammalleri, Comparato, Buongiorno, Gueli, El Bardui, Castronovo, Bottaro, Coniglio, Scopelliti e Gambino. Fischia il signor Antonio Bertolino, tutto pronto per il film del primo tempo, gara che si apre dopo appena un minuto con la prima occasione degli ospiti, lancio in profondità in zona Graceffa, calcia il pallone mandandolo in bocca all'estremo difensore Scopelliti, minuto 10 ancora Raffadali, palla che finisce in mezzo, Gentile prova a controllarlo, il suo mancino però finisce oltre la traversa. Al 13esimo lancio in zona El Barudi per Gambino, fa da sponda su Coniglio, anche lui trova la conclusione ma la mette sul fondo, minuto 14, bella partita accesa, Raffadali, lancio in profondità per Buttice, va il pallonetto, pallone oltre la traversa, minuto 19, il pallone in profondità stavolta è per Scopelliti che non trova lo specchio della porta, minuto 26, si prosegue con le chance offensive, stavolta Raffadali, Soldano salta a due avversari, calcia ma respinge Scopelliti, minuto 28, palla in profondità, dirizzo per Buttice che si presenta davanti al portiere, va al sinistro in diagonale e trova il vantaggio, 0-1 per Raffadali, minuto 30, cross dalla destra, Bottaro per Coniglio che calcia di prima intenzione al volo e manda in rete, 1-1 Santa Sofia Licata, minuto 35, la partita si è accesa e la sfera finisce in mezzo, Minorescu va a risolvere la contesa in aria, 1-2, minuto 42, rimessa laterale, Bottaro calcia, respinta di Mangione, si avventa Gambino che realizza ancora un gol e 2-2 al Calogero Saporita quando al 45esimo il Raffadali prova a chiudere in zona offensiva, palla a Graceffa che stoppa e calcia, non trova lo specchio
specchio della porta. Fine primo tempo allora, bella partita tra Santa Sofia Licata e Raffadali nel campionato Under 17, fin qui tutto in equilibrio, 2-2, minuto 51, calcio di punizione di Coniglio che trova l'angolino giusto, quello che vale il primo vantaggio in questa partita del Santa Sofia Licata. Entra Pirillo, fuori Gambino, minuto 64, c'è un cross messo dentro da Minoresco per Pullara, c'è la deviazione della difesa, si avventa però Buttice, primo tentativo no, secondo tentativo sì, gol del 3-3, non finisce più questa partita. Minuto 70, entra Mancuso per Castronovo, al minuto 72 Santa Sofia Licata in avanti, Campanini nell'area di rigore, arriva Mancuso, la respinta di un difensore sulla linea, poi la sfera Scopelliti che non trova lo specchio della porta, si riscatterà presto Scopelliti, basta infatti un minuto per trovare questa rovesciata su cross di Bottaro, il portiere esce a vuoto, il Santa Sofia Licata è nuovamente in vantaggio 4-3, riapprezziamo il gesto tecnico di Scopelliti quando al 76esimo prova a chiudere la partita, il Santa Sofia, cross di Bottaro proprio per Scopelliti, colpisce di testa ma il pallone finisce fuori, era tutto solo in area di rigore Scopelliti. Minuto 79 entra Licata per Comparato, minuto 86 non c'è più il Raffadali, Santa Sofia Licata che vuole la conclusione da fuori di Gueli, la deviazione di Mangione in corner, 87esimo rimessa laterale, cross dentro per Coniglio che prova la conclusione, finisce alta, finisce anche la partita al Calogero Saporita, vince il Santa Sofia Licata, una bellissima sfida, alla fine 4-3 contro il Raffadali. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo una buona serata.